Buonasera e ben trovati a questa nuova edizione del TG di Prealpina.it, un'edizione quasi completamente dedicata alla cronaca. In apertura la tragedia che domenica a Castelfidardo è costata la vita all'ex direttore sportivo della società ciclistica Busto Garolfo, Stefano Martolini. Oggi la Procura di Ancona ha disposto l'autopsia sul corpo di Martolini. Vediamo il servizio di Marco Croci. Il pubblico ministero della Procura di Ancona, Andrea Laurino, ha disposto per domani l'autopsia sulla salma di Stefano Martolini, 41enne di Busto Garolfo, direttore sportivo della società ciclistica Viris Vigevano, morto domenica durante le fasi finali del Trofeo Comune di Castelfidardo, gara nazionale riservata ai dilettanti elite e under 23. Martolini è deceduto per un tanto tragico quanto assurdo incidente di corsa. Come è noto, il dirigente, che si era appostato sul marciapiede in prossimità del traguardo per rifornire gli atleti della sua squadra, è stato travolto in pieno da un ciclista lanciato a oltre 60 km/h per la volata, dopo che il gruppo aveva sbandato e si era allargato a sinistra uscendo parzialmente dalla sede stradale. E purtroppo in quel punto non erano state sistemate transenne. Spostiamoci a Varese, dove un dirigente dell'ANAS è a processo per la morte di una pensionata. L'incidente avvenne il 12 febbraio 2016 a Colmegna. L'auto su cui viaggiava Rosina Vanetti, 68 anni, sfondò il guardrail sulla statale 394 e finì nel Lago Maggiore dopo un volo di 15 metri. Il marito che era al volante se la cavò, la donna morì un mese più tardi in ospedale. Ora è a giudizio in tribunale a Varese il capocentro di ANAS. Per lui l'accusa è di omicidio colposo. La procura contesta infatti la non corretta posa delle barriere protettive che si aprirono come un cancello all'impatto con la Toyota. Barriere che, come ha spiegato il comandante della polizia locale, erano fissate con dei bulloni nel terreno e non nel cemento. E ora a Saronno, dove un uomo è stato aggredito in strada con una mazza da baseball. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Bariola, alla periferia di Caronno Pertusella, intorno alle 16:30. Il ferito, un 43enne, è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Azzurra Caronnese ed è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. È apparso piuttosto malconcio, ma non è in pericolo di vita e nelle prossime ore sarà interrogato dai militari dell'Arma al fine di ricostruire con precisione l'accaduto e in particolare risalire alle motivazioni dell'aggressione, che restano tutte da chiarire. All'arrivo dei carabinieri, infatti, gli aggressori si erano già dileguati. Ora a Milano, dove è stato arrestato un altro rapper in voga tra i giovanissimi. Gli agenti di polizia di Stato hanno arrestato a Quartogiaro 3 italiani, tra i quali il rapper 24enne Nuflex. I tre sono stati sorpresi durante una compravendita di 380 grammi di cocaina. Nella loro auto è stata trovata anche una busta con oltre 8.000 euro, mentre lo spacciatore aveva altri 2.000 euro nella tasca di un giubbotto. E ora a Saronno, dove questa mattina è stato presentato il nuovo Malpensa Express. In stazione c'era anche l'assessore regionale ai trasporti Claudia Maria Terzi, che ha sottolineato l'importanza di Saronno come uno snodo ferroviario fondamentale per Regione Lombardia. Vediamo il servizio di Roberto Banfi con immagini dell'agenzia Blitz. Questa mattina, con partenza alle 10:27 da Milano e arrivo puntualissimo alle 10:45 a Saronno Centro e poi ripartenza verso l'aeroporto, la prima corsa del nuovo Malpensa Express. Spendendo 1.300.000 euro a convoglio, Trenord ha completamente rinnovato il primo dei 14 Malpensa Express che fanno servizio sulla rete, non solo riverniciandolo di bianco e rosso, i nuovi colori ufficiali di questo servizio, ma anche rifacendo tutti gli interni. Da prima classe, come ha ricordato l'assessore regionale ai trasporti Claudia Maria Terzi, che dal capoluogo ha viaggiato sul convoglio per scendere proprio a Saronno. Uno stop simbolico in quella che è la terza stazione più trafficata della Lombardia e che presto sarà collegata anche all'aeroporto di Orio al Serio. E questa era l'ultima notizia. L'appuntamento con il TG di Prealpina.it torna per domani alle 13. Una buona serata a tutti.